Ti piace questa? Tanti auguri, ciao. E questa? Oh Antonio, ciao! Conosce tutti i bambini la Befana di Rete Veneta. Anche quest'anno è arrivata nella sede di Treviso carica di doni per tutti i piccini. Inevitabile la domanda, anche se la risposta è sempre quella. Cambio, ma sei stato bravo? Siamo sicuri che la scuola fai bene? Camion, bambole, giochi pratici. La Befana di Rete Veneta ha puntato sulla semplicità dei regali per tornare un po' alle origini nel tempo dell'invasione della tecnologia. E questo perché un gioco devi unire, non isolare, deve essere condiviso e non esclusivo, come invece accade troppo spesso nelle nostre famiglie. E nel gioco della Befana c'è anche una piccola riflessione per l'ambiente e l'aria pulita. Il tuo cammino a casa è pulito? Non lo sai, no, perché sennò anche l'anno prossimo mi tocca venire qua, perché se no me li uso tutta nera anche i vestiti. Allora mi raccomando, tenere liberi e puliti i cammini, va bene ragazzi? E dopo vi do la calzetta, spero che me la meritiate davvero. E se la Befana ha portato i doni per tutti, per lei c'è stato anche lo spettacolo di danza di Veneto Danza di Povegliano. Una Befana di solidarietà, come ha ricordato l'instancabile Mirella Tuzzato. Io volevo fare un ringraziamento a Rete Veneta, Antena 3 adesso, perché sapete benissimo che adesso siamo sia Rete Veneta che Antena 3, per lo spazio che ci danno e la possibilità di raccogliere per aiutare le famiglie in difficoltà. Perciò grazie alla famiglia Yanakopoulos e a tutto quello che fanno. Immancabile alla fine il brindisi con lo spumante stappato dal nostro meteorologo Giancarlo Iannicelli. Quindi intanto un applauso facciamo alla Mirella, sempre a tutti quanti, ai volontari che sono sempre disponibili. Viva la Befana Venetina! Eccola! Grazie, viva!